riuscito a far sì che Vicenza, in sede ANCI nazionale, sia la città testimonial Expo 2015, la città veneta testimonial Expo 2015. Per ogni regione che in un raggio di 3 ore, diciamo, d'auto rispetto a Milano, l'ANCI ha pensato, con la sua progettualità che si chiama ANCI per Expo, di indicare delle città testimonial che possano arricchire, diciamo, il tessuto ovviamente sul tema dell'Expo attorno a Milano. E per il Veneto è Vicenza, ed è stato deciso che sia Vicenza. Questo è molto importante perché l'intendimento mio è che, già che Vicenza è in una degli assi direttivi di Milano-Venezia, per l'attrazione che comunque la città capoluogo di regione ha, insomma, che Vicenza rientri nel bacino, nel grande bacino di attrazione di circa 20 milioni di visitatori, anche oltre più di 20 milioni di visitatori che si prospettano per l'edizione 2015 dell'Expo Milano. Allora, innanzitutto ovviamente grande elemento di soddisfazione il risultato che il sindaco è riuscito a ottenere, che è un risultato anche politico, diciamo così, amministrativo. L'essere città testimonial per il Veneto. Ogni regione ha una propria città testimonial, come ricordava il sindaco, ovviamente le città, territori che insistono in un raggio, quello delle 3 ore, diciamo, di distanza, con i mezzi pubblici, soprattutto pubblici, sono territori che ragionevolmente possono attendersi di avere una maggiore ricaduta del turismo extra Expo, cioè quello che viene per l'Expo ma che poi finisce per interessare i territori esterni a quelli di stretta pertinenza, diciamo, dell'Expo. Oggi a Roma, peraltro vi manderemo anche il comunicato di viaggio. Oggi a Roma ci presenta la lista delle città, purtroppo il sindaco e anche il vice sindaco non erano nelle condizioni di riuscire ad andare a Roma per altri impegni. Io perché sono costantemente in soffitta per il Bombadei. Come se continuavamo anche altri impegni pressati che non si potevano rimandare, per cui abbiamo però ritenuto di informare voi innanzitutto. E allora, in concreto che cosa significa essere città testimonial? Significa che Vicenza, per il Veneto, così con le sorelle città... E sapete già quali sono state... Sì, le sappiamo, magari dopo rimandiamo l'elenco, comunque per esempio Gorizia, Monza, Catania, Cuneo, Pisa, insomma, Olbia, insomma. Ah, ma quindi anche del sud, non solo a 3 ore di distanza? No, il sindaco diceva 3 ore, intendendo che questi sono i territori che legittimamente si possono aspettare di avere una maggiore ricaduta. Okay. Poi ogni regione ha la propria città testimonial, che non è mai, vedrete, una capoluogo. Ecco, per non poteva essere decisione. Ecco, però siamo riusciti a vincere, diciamo così, la concorrenza, questo è il merito del sindaco, di città sulla carta più forti di quanto potesse essere Vicenza come candidata di Veneto. Bene. No, effettivamente seguiamo vinto, Avanti. Allora, che cosa può significare come traduzione questo? Non significa che abbiamo dei fondi speciali aggiuntivi, perché al momento non è così. Significa però che possiamo contare su un'importante azione di comunicazione, promozione e anche aiuto all'organizzazione e alla gestione di questi eventi che la struttura di ANCI per Expo farà a favore e a fianco delle città che sono testimoni. Cosa significa? Significa che a ciascuna di queste città, ad esempio, viene chiesta una cosa, questa era una condizione per poter essere città testimoni, che venga organizzato prima dell'Expo. Voi sapete che l'Expo inizia a Milano il 1° maggio dell'anno prossimo e si conclude l'ultimo giorno di ottobre dell'anno prossimo, quindi dura 6 mesi. Che ogni città testimone organizzi prima dell'inizio dell'Expo un evento di lancio dell'Expo nel proprio territorio. Che cos'è questo evento di lancio? Bene, ANCI nazionale ha individuato un format che è un format molto basilare, in cui per esempio si coinvolgono le scuole, le
università, si coinvolgono anche gli stakeholder, associazioni di categoria, camere di commercio, eccetera, per esplorare nell'arco di una giornata, questo è il format basilare dell'ANCI per la città testimonial, una serie di temi e filoni dell'Expo. Voi sapete che quali sono i temi dell'Expo? Lo slogan dell'Expo è nutrire il pianeta, energia per la vita. I temi sono food, alimentazione e salute, alimentazione con il corollario della salute, energia e ambiente ed evidentemente il tema che c'è sempre in Expo, cioè cultura, turismo, ciò che ci sta attorno. Allora le città debbono fare un lavoro attorno a questi temi. Noi però, in aggiunta a quello che ci chiede ANCI, stiamo costruendo, lo renderemo noto a breve, per poche settimane, stiamo costruendo una rete di eventi attorno alla data che abbiamo individuato per la nostra azione di testimonianza, diciamo, a favore dell'Expo, antecedente dell'Expo. Allora, la maggior parte delle città testimonial svolgerà le proprie attività nel corso di questo anno, che era il preferenziale, diciamo, requisito che proponeva ANCI. Qualcuna lo farà soltanto la primavera dell'anno prossimo, come vi dicevo prima del 1° maggio. Noi lo faremo, abbiamo individuato il weekend, diciamo, attorno a domenica 21 settembre di quest'anno. Domenica 21 settembre è la domenica senza auto. Allora, attorno a domenica senza auto, giornata che già porta tutta una serie di mobilitazioni di persone, di associazioni, di gruppi di interesse, di temi, di sensibilizzazione su temi che sono temi estranei, ovviamente, alla logica su cui si struttura l'Expo. Noi porteremo una serie di altre iniziative. Vi dicevo solo in definizione, vi posso dire che toccano tutti questi temi. Toccano i temi dell'ambiente, toccano i temi dell'energia, toccano ovviamente il tema della cultura e del turismo, toccano il tema dell'alimentazione e della salute. Magari, perché no, toccheranno anche, su questo siamo proprio, speriamo di chiudere a breve, anche il tema di quel sottotema del mondo del food che è la cucina ricerca, su cui peraltro il nostro territorio ha anche delle esperienze interessanti e quasi così paradigmatiche, diciamo, Naturalmente, in vista del nostro weekend, che secondo me sarà 20, 21, 22, quindi sabato, domenica, lunedì, il lunedì sarà il giorno dedicato più alle scuole, per ovvio ragione che domenica sono chiuse, sabato regimi diversi, sabato e domenica quelli di convegnistica, di studio, di iniziative pubbliche che ci saranno numerose e interessanti, trasformando proprio quei 3 giorni, in particolare il sabato e la domenica, in un weekend lungo di festa della città e di riflessione pubblica attorno a questi temi. Allora, quei 3 giorni saranno anche per noi l'occasione per presentare, direi ufficialmente, le tesi con cui il nostro territorio affronterà il tema dell'Expo vera e propria, quello dell'anno prossimo. Cosa proporrà Vicenza e il territorio vicentino per provare, come ricordava il sindaco, a sfruttare quella che per una volta non è una condizione di marginalità territoriale, ma è essere veramente una tappa importante nell'asse forte, l'asse dell'Expo, di visita dell'Expo. Il sindaco diceva giustamente 20 milioni e più di visitatori attesi, circa il 40% extracontinentali, quindi un pubblico estremamente interessante e che deciderà di spendere del tempo, non verrà soltanto per i 2 giorni dell'Expo, no? Di visita all'Expo stretta. La possibilità quindi di l'asse sarà Torino verso ovest, ma ancora più forte ovviamente Venezia verso est. Vicenza è ferroviaria, autostradale, eccetera, eccetera. Da guadagnarci. Non possiamo pensare che inerzialmente vengano chissà quanti visitatori. Allora, noi stiamo costruendo una tesi, che è una tesi di cornice da un lato culturale, turistica, economica, di territorio, di sviluppo economico del territorio, ed è un discorso che con il sindaco abbiamo già iniziato a intavolare e proprio nei prossimi giorni conoscerà degli altri momenti di approfondimento con le associazioni di categoria, che sono partner fondamentali e indispensabili. Ovviamente la Camera di Commercio per il ruolo che ha di coordinamento territoriale dei progetti di sviluppo economico, tutta un'altra serie di attori legati al tema evidentemente del food, che è il tema primario, per fare ciò che non sempre si è fatto come territorio, cioè provare a presentarci davanti a questo vasto pubblico, di cui è sufficiente intercettare evidentemente una porzione anche ridotta per poter incrementare di molto la nostra forza territoriale di attrazione,
come un sistema territoriale integrato che sa fare, insomma, va alla rete e riescono. Non mancano le opportunità, è un territorio ricco come il nostro, imprese che operano in questi settori, e per l'appunto non mancano anche gli elementi di progettualità che però discuteremo pubblicamente dopo aver completato la discussione con i nostri partner. C'è un'intesa molto forte tra il sindaco di Torino, il sindaco di Milano, il sindaco di Venezia ed io, proprio perché vogliamo far sì che Vicenza sia una tappa per il numero